Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio vi dà appuntamento tutti i mercoledì alle ore 20 su Canale Italia 84 del digitale terrestre con Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com. Amici di Scratch, tanto ben ritrovati, un'altra settimana all'insegna dell'appartenenza e soprattutto delle 3B. Mi vengono in mente soltanto Bettiol, Bastianelli e Ballan, tre che hanno vinto proprio il Fiandre, qualcosa di estremamente importante, ed è anche per ritornare ai motivi che abbiamo iniziato in questa stagione, l'appartenenza, e ricordo che vincere il Fiandre è uno scaccomatto da parte dell'italianità, perché per coloro che hanno qualche anno in più di me e forse anche la mia età, che si ricordano della storia, insomma il Belgio è stata un po' matrigna degli italiani con il patto Belgio-Italia, dove consegnammo 100 e passa mila persone per andare a scavare nelle miniere, e cosa portavamo a casa? 200 kg di carbone al giorno, un patto scellerato dove i nostri italiani andarono a fare proprio gli schiavi, e tanti morirono, e poi mettemmo tutto in discussione con la tragedia del Marcinelle. E allora qua che io mi gonfio e dico l'appartenenza italiana, noi italiani che non abbiamo assolutamente esportato la malavita, abbiamo esportato grandi lavoratori, grandi brand, e oggi ce la possiamo raccontare, siamo sempre una potenza, siamo la potenza del riscatto, e ieri con questa bella tripletta delle B abbiamo consegnato alla storia qualcosa di sensazionale. Beh, insomma, un piccolo dispiacere ce l'ho, non abbiamo visto la Marta Bastianelli in diretta, lo meritava, ma fa parte sempre un po' dell'ipocrisia e del distacco che abbiamo ancora oggi sulla parità di genere. Tanto io saluto i miei ospiti, grazie Mara Mosole, grazie Cristian Leghizza e grazie anche a te, oggi c'ho la S che mi scappa, Anna Chiara Dinale. Insomma, abbiamo visto il Fiandre, tutti quanti contenti immagino, Mara. Tu felice? L'ho visto dopo, l'ho saputo, però vorrei essere di parte, che dico Bandie anche ieri, quindi... Certo. Però insomma c'è un'analogia anche là. Cristian, anche te insomma. Sì, l'ho sentito. Beh, logico, chi lavora nel ciclismo. Sì, contentissimo per come è andata, però purtroppo i vari impegni ciclistici mi hanno tenuto lontano dalla TV. Bene, invece Chiara, avevamo un corridore proprio alle Bandie della squadra del Veloce Club Borgo, dove è proprio nato Trentino, anche questa è un'analogia importante. E ha vinto tra l'altro, quindi sicuramente ha dato lustro a quella che era la società di appartenenza di Trentin, e soprattutto abbiamo visto tanti ragazzini felici che hanno esultato e mandato il loro saluto a Bettiol direttamente dalle Bandie. Eh sì, abbiamo visto proprio questa bella giornata alle Bandie, però io non posso dilungarmi oltre e andrei col primo servizio di giornata, quindi il 37esimo Gran Premio Città di Tavo, quindi con gli amici di Tavo che hanno confezionato una bella gara con tante sorprese.
Ci troviamo a Tavo di Vigo d'Arzara in provincia di Padova per la 37esima Coppa Città di Tavo e terzo Memorial Romildo Salmaso riservato alla categoria allievi. E qui con noi Cristian Leghissa in qualità di commento tecnico. Ciao a tutti, buonasera. Gara che va a concludere la stagione ciclocrossistica, possiamo dire di iniziare quella invece su strada, in quanto il percorso presenta due asperità. Sì, presenta due tratti di strade bianche, diciamo che il patron Bisello col suo staff ha presentato. Più che strade bianche sono stati due tratti molto ben battuti, diciamo sterrati, e diciamo noi abbiamo voluto partecipare anche per la vicinanza che accomuna Piazzola Tavo. Numerosi gli atleti, diciamo che si poteva fare qualcosina in più, una settantina gli atleti partenti, ma l'importante è pochi ma buoni, ragazzi che si sono messi in gioco in questi tratti di sterrato. Ricordiamo il primo 450 metri, quello di via San Giovanni, 650 metri il secondo, quello di via Fornace, dove si può fare la differenza. Sì, pochi partenti ma ragazzi di qualità, ragazzi misti di primo e secondo anno. Noi abbiamo schierato una formazione di 4 atleti, 4 allievi abbiamo in Piazzola Cycling, e diciamo che abbiamo improntato subito la corsa un po' all'attacco, in quanto è una corsa, come detto prima, di casa, e abbiamo voluto ben figurare. E vediamo fin dalle prime battute, infatti una gara combattutissima fin dalle prime pedalate. Vediamo fin da subito il forcing degli atleti del Postumia 73 Dino Oliviero, e lì appena più dietro i tuoi ragazzi tutti schierati in prima fila. Sì, ci sono stati in testa al gruppo vari praticamente tentativi di sganciamento, se si può così dire. Noi siamo stati lì pronti praticamente a rintuzzare tutte le fughette, comunque pronti sempre con le antenne alte, in modo tale, se qualcosa di buono andava in porto, diciamo di agganciarsi subito al treno buono. Sicuramente anche il fatto che padron Bisello ha deciso anche quest'anno di andare a dare un premio al ragazzo più combattivo sicuramente incentiva questi tentativi. Infatti vediamo fin da subito il tentativo da parte dell'atleta del Postumia 73 Dino Oliviero, il dorsale 34 di Jacopo Riondato, tentare di andare fuori, di mettere appunto il naso al di fuori del gruppo, ma il brutto vizio di continuare a voltarsi indietro, che sicuramente aiuta e rincuora chi sta dietro nel gruppo. Sono ragazzi allievi, moltissimi arrivano ancora dalle categorie esordienti, per cui sono ancora fra virgolette grezzi, diciamo. Qui nella categoria allievi si vedono i primi tatticismi. Bene così, diciamo, i ragazzi imparano, crescono, ed è questo che si richiede a loro. Infatti vediamo proprio in questo momento che il ragazzo del Postumia, il compagno di squadra dell'attaccante Jacopo Riondato, si è subito portato sulla ruota di chi ha tentato di andare a richiudere, appunto per tentare di rompere i cambi. Sì, è così, diciamo, qui il gruppo già si è allungato, sono stati già dei sganciamenti in coda al gruppo, lunga fila indiana, qui il primo tratto di sterrato. Già ci avviciniamo verso fine gara, o più di metà, diciamo. Qui vediamo un ragazzo qui della Rotocal che è andato un po' lungo in curva, però nulla toglie all'abilità, probabilmente anche lui ha fatto un po' di attività ciclocrossistica. Diciamo che appunto questo è un po' il raccordo, il fatto che i ragazzi debbano sempre tentare di essere più ambivalenti. Vediamo nel frattempo la fuga vincente. Si tratta di 4 atleti che sono riusciti a trovare il giusto accordo e riuscire dal gruppo. Si tratta di Alessandro Crosato del Postumia 73 Dino Oliviero, Francesco Sabadin del Piazzola Cycling, tuo ragazzo, Michael Scarpiello della Guadense Rotogal e Matteo Scalco della Fox Team. Sì, qui diciamo un'immagine che deve anche far riflettere Francesco della sua generosità, senza nulla togliere, diciamo, agli altri 4 ragazzi che erano in fuga con lui. Vediamo che comunque riescono ad alternarsi in maniera abbastanza corretta. Diciamo che le energie cominciano anche a scarseggiare, magari non sono proprio abituati allo sterrato come i tuoi ragazzi. Esattamente, qui mi pare siamo già al suono della campana, vediamo che i ragazzi ben si alternano, diciamo sono stati molto collaborativi, ho visto una buona collaborazione. Vediamo nel frattempo il gruppo che appunto schierate davanti le maglie del Postumia, le maglie del Piazzola, che cercano di rompere i cambi, gruppo che ormai
accusa un ritardo troppo elevato e non riuscirà ad andare a chiudere nonostante i tentativi sui 4 fuggitivi che riusciranno ad arrivare fino al traguardo. Vediamo infatti i numerosi tentativi anche nel corso dell'ultima tornata, nell'ultimo paio di tornate di vari ragazzi di andare a richiudere, ma ormai hanno preso il largo Matteo Scalco, Francesco Sabadin, Michael Scarpiello e Alessandro Crosato, che si avviano quindi verso il traguardo finale. Sì, credo che qua ormai siamo addirittura d'arrivo, vedremo, diciamo, il gruppo ormai si è quasi fermato, il gap di vantaggio dei 4 contrattaccati è stato di 30 secondi. E vediamo infatti i ragazzi continuano ad alternarsi anche nelle fasi finali di gara, continuano a guardarsi indietro, si sono ormai accorti che il vuoto è fatto e quindi possono cominciare a studiarsi. Ecco qui la volata finale regolata da Matteo Scalco su Francesco Sabadin, Michael Scarpiello e Alessandro Crosato. Ci avviamo invece in questa fase alla volata finale regolata da Daniele Pandolfo della Waiki Ronca su Giovanni Cuccarolo del Postume 73 di Oliviero. Al 7° posto poi Stefano Cavalli, a seguire Filippo Gaglio, Alessandro Cola e Giacomo Fraccaro. Questa è la classifica finale di questa 37esima Coppa Città di Tavo, una gara velocissima nonostante lo sterrato, percorsi 56 km in 1 ora e 26, 38 di media. Vediamo il rallenti con la volata finale e le braccia al cielo di Matteo Scalco, la prima vittoria. 37esima Coppa Città di Tavo, siamo qui alla seconda gara stagionale, siamo col vincitore, un mio atleta, Matteo Scalco, il primo anno. Com'è andata la gara e dove hai capito che potevi vincere? Quando sono provati a partire e poi li abbiamo subito ripresi, il gruppo ha iniziato ad allargarsi e allora avevo detto ci provo. Siamo partiti, mancavano 3-4 giri dalla fine, eravamo in 4. Abbiamo continuato ad insistere, avevamo all'inizio 20 secondi, poi erano un po' diminuiti. Abbiamo continuato a tirare finché non siamo arrivati all'ultimo giro, là abbiamo capito che riuscivamo ad arrivare perché avevamo un distacco di circa 50 secondi. A chi dedichi questa prima vittoria? Di questa vittoria va a mio nonno, che è venuto a mancare in gennaio. Ci tenevo molto a lui, avevo un buon rapporto, quindi questa vittoria va a lui. Benissimo, da questa gara ora parliamo del secondo classificato, Francesco Sabadin del Piazzola Cycling. Ringrazio la squadra per sicuramente aiutato nel gruppo, ringrazio gli amici che hanno portato la fuga avanti e basta. Michael Scarpiello, terzo classificato, guadense. Com'è andata questa gara? Bene, dai, ringrazio gli sponsor, il direttore sportivo e niente. Sei soddisfatto? Sì, dai, grazie. Sì. Le mie impressioni sono positive. All'inizio ero molto pessimista causa diciamo tra virgolette lo scarso numero di partecipanti, però comunque con 72 atleti abbiamo visto che abbiamo fatto una gara eccezionale, è stata una gara combattutissima e alla fine si è decisa negli ultimi 2 giri e posso comunque ringraziare io sono il presidente, ma devo ringraziare tutta la società e tutta l'associazione che comunque ci siamo dati da fare e abbiamo avuto degli ottimi feedback perché tutte le società ci hanno ringraziato, quindi questo è il ringraziamento migliore che possiamo ricevere per avere comunque anche una buona prospettiva per i prossimi anni e un buon entusiasmo. Ben rientrati, insomma, bella questa gara dove ha visto un tuo corridore, gli tirerei le orecchie Cristian, perché si è girato troppe volte prima dell'arrivo, eh? Vabbè, ci sta. Ci sta. Ci sta. A quest'età sì. Errori di esperienza.
Solo sbagliando si impara. E intanto ti faccio i complimenti per il commento tecnico e anche grazie all'Anna Chiara per il commento. Adesso partiamo con le bandie, no? Questa qua è il San Siro, diciamo, della multidisciplina, sì, ma non soltanto del ciclismo, diciamo, campestre, anche su strada, e poi dopo adesso arriverà anche il velodromo. Quali sensazioni hai e quali sensazioni hai avuto? Io sono contenta perché c'è sempre il sole, che tutti dicono sempre che pioveva, e vedere tutti questi bambini e dell'idea che bisogna ampliare subito da piccoli a farli correre, perché cominciano a lamentarsi che quando sono già allievi mancano dei ciclisti. Io Quindi mando subito la clip degli esordienti primo e secondo anno, poi attenzione, abbiamo confezionato una clip per i giovanissimi, un po' emozionale, dovete leggere i sottotitoli perché comunque crediamo di fare un servizio intanto sì di sport, ma abbiamo anche, diciamo così, l'ardire, dall'alto dei miei 60 e passanni oggi me lo posso permettere, anche, perché no, di educare. Amici di Scratch, benvenuto al Lago Le Bandie, siamo a Spresiano, in provincia di Treviso, esordienti al primo anno, una giornata dedicata allo sport giovanile, questo ci piace molto. La nostra cronaca oggi in compagnia di Anna Chiara Dinale, che mi aiuterà nel commento di questa bellissima gara, una giornata che prometteva pioggia, invece insomma ci ha consentito di poter godere di una giornata particolarmente mite e abbastanza soleggiata. Intanto Anna Chiara, ti do il benvenuto, una gara pimpante già dalle prime battute, e qua siamo con gli esordienti al primo anno. Sì, sono partiti a tutta, naturalmente da tenere sott'occhio c'era Nicola Battaina, che proprio qui alle Bandie l'anno scorso tra i G6 aveva dato spettacolo, è abituato a fare la corsa da solo, e ovviamente il gruppo era sulla sua ruota, insomma. Si circumnaviga in pratica, anzi si sfiora il lago Le Bandie in questo circuito di poco più di 1 chilometro per svariate volte. Gli esordienti vanno anche fuori dal nucleo del lago Le Bandie e vanno fuori porta per poter ricreare quell'ambiente da strada che tanto piace agli stadisti. Poi rientrano le Bandie per altri giri in questo paradiso terrestre che è stata una visione veramente di Remo Mosole, per arrivare ad apprendersi l'abbrivio e l'arrivo. Una gara che gli esordienti al primo anno stanno, diciamo così, consegnando e senza tante tattiche. A me piace molto gli esordienti e gli allievi, non stanno a guardarsi chi ne ha va. Quello sicuramente, poi il percorso delle Bandie metteva un attimino in difficoltà chi magari ha meno occhio, perché alcuni punti erano particolarmente insidiosi, curve strette, curve a gomito, c'era una strettoia subito dopo il rettilineo dell'arrivo, quindi naturalmente non era semplicissimo come percorso, soprattutto inizio stagione. Inizio stagione, perché sono la prima apparizione questa, insomma, degli esordienti, quindi bisogna anche sapere che insomma la stagione è molto lunga e tanti di questi sono reduci anche dal ciclocross come multidisciplina. Vediamo come sono tutti in gruppo, molto abbottonati gli atleti, tantissime le squadre, oltre al gruppo sportivo Mosole che è anche organizzatore di questa gara. Abbiamo Mara Mosole appunto in studio, presidente di questa oramai celeberrima società che ha avuto prima tanti presidenti, uno su tutti Remo Mosole il papà, poi Rudi, e adesso le consegne a Mara. Siamo già addirittura d'arrivo, è Filippo Cettolin del Veloce Club San Vendemiano che va a regolare Andreaus Elia del Veloce Club Borgo, Stella Davide, De Grandis Manuele, Fantuz, Sasso, Tottolo, Turri, Bessega e San Cassani. E adesso le interviste. Sì, è stata una gara dura, molto battagliata, con pieno di attacchi. Dopo gli ultimi 5 km il mio compagno è andato in fuga, l'hanno ripreso e poi la volata l'ho dominata. Seconda gara di giornata, siamo con gli esordienti al secondo anno, quindi leggermente più scafati, e andiamo a vedere cosa succederà qua. Abbiamo detto tante le squadre, Pedale Opitergino, il Monselice, poi abbiamo il Sacilese, la Mottense, la Ronchese, il Piazzola Cycling, il Postumio 73 Dino Oliviero, Veloce Club Borgo, Libertas Corzè, la Termopiave, l'Ottavio Giuliani, il Bosco di Orsago, insomma San Vendemiano, storiche. Oramai sono queste società che io le vado ad elencare oramai da 50 anni, io sono 35 anni che mi occupo di ciclismo e più o meno sono sempre quelle.
Sono sempre quelle, me le ricordo ancora quando ho battuto le prime pedalate anch'io. Effettivamente l'impegno delle società è quello di continuare a mantenere vivo il movimento e fa loro onore. Ma sai cosa che mi piace di queste società? Che la loro lungimiranza, ma la loro appartenenza e soprattutto la costanza. Perché se andiamo a mettere in fila le migliaia di atleti e atlete che hanno figurato in quelle liste, vuol dire aver dato veramente delle grandi chance ad un'intera generazione. Noi siamo contenti che gare del Veneto come la Lombardia si vedano un po' in tutta Italia, specie le giovanili, anche per dare modo ad altri organizzatori in tutta Italia di poter rubare così in qualche maniera il mestiere, per così dare più chance anche al sud. Assolutamente, il sud abbiamo visto soprattutto la Sicilia con Nibali, si sta muovendo molto, la bici è diventato ormai uno sport trasversale che attraversa tutta la penisola, non più il nord, la Toscana e le Marche che erano fino ad oggi le regioni in cui si concentrava maggiormente il movimento. Certamente, siamo quasi nelle fasi conclusive, qua vediamo l'ultimo giro dove vanno fuori dalla cittadella, dal lago Le Bandie per posizionarsi. Qua abbiamo visto già ci sono un po' più di tatticismi, però la voglia è sempre quella che chi ne ha va via più degli altri. Rientriamo negli ultimi metri, oramai poco più di 400 metri, tanto vediamo Patron Remo Mosele intervistato da te, insomma colui che ha creato tutto questo, abbiamo detto premiato a Bruxelles nel 2005 come miglior recupero europeo, ma oggi il recupero europeo c'è, anzi mondiale, un inno a Trentin, perché è proprio Thomas Capra che vince in allungo sempre del Veloce Club Borgo su Cecchin Alessandro Postumia, poi abbiamo De Monte Matteo della Libertà Crescetto Pratic, poi abbiamo Cettolin, Cuel, Favero, Pasini, Coci, Lunardon e Bernardi. Questi sono i top 10 di questa gara. Adesso podio e ultima intervista. Grazie Anna Chiara. Matteo Trentin adesso è al Fiandre, tu hai la stessa maglia di quando lui ha iniziato e sei alle Bandie che è il San Siro del ciclismo. Vincere oggi qua credo che valga la pena. Sì, sono molto contento, è già la seconda vittoria stagionale, è la seconda gara, va benissimo così. Thank you.
Ben ritrovati amici di Scratch, abbiamo visto tante belle cose, abbiamo detto una piccola clip dedicata al G1, G6, ecco, riflettiamo, io abolirei i premi perché vincono tutti, perché chi pensa che vinca uno solo, insomma, in questo contesto riusciamo a perdere tutti. Bella l'idea, Mara, in attesa delle premiazioni che sono sempre lunghe e un po' noiose, ti sei inventato una parte spettacolare che ha comunque abbracciato un po' tutti, i maschietti e anche le femminucce, con questa sfilata di moda. Ho voluto accontentare le mamme che partono al mattino con i figli al seguito, attrezzati di tutti, staranno via una giornata intera e quando finiscono le gare sono già stanchi che tutti vogliono scappare, però i giudici ora che facciano le classifiche passa sempre un po' di tempo. Questa idea della sfilata mi è venuta perché a me piace vestirmi e cambiarmi, però i maschietti non hanno disdegnato no, visto erano molto attenti, di buttarci l'occhio. Quindi penso che con una cosa sola ho accontentato un po' tutti, perché anche i bambini si sono divertiti perché hanno visto una cosa che diversa. Non la vedono. Esatto, non ricapita tutti i giorni. Si è tenuto anche il pubblico. Anna Chiara, tu hai sentito, beh, di solito quando voi andate a speakerare, senti un po' l'elettricità della gente che aspetta, sai, le prime, quando sono pronte. Ieri credo che nessuno ti abbia disturbato. Ieri è stata una delle prime volte in cui non mi è stato chiesto all'incirca 10 volte al secondo quando avremo iniziato le premiazioni, che solitamente è sempre quel momento, appunto, come diceva Mara, sì, di gioia magari per i ragazzini che hanno vinto, quindi sono lì che aspettano la coppa. Per chi magari è arrivato un attimino più indietro, un po' stancante, rimanere lì fino a sera tarda. Ecco. Piazzole Cycling eravate anche là, non soltanto a Tavo, anche con gli altri ragazzini. Voi avete una peculiarità, gli anziani, gli amatori che finanziano e possono finanziare le gare, la società giovanile. Sì, hai detto bene, diciamo che la nostra attività giovanile è nata proprio da prima, tanti anni fa, 10 dall'attività praticamente amatoriale, e questa è una cosa molto bella. Lo credo bene. Adesso andiamo con il terzo servizio, Gran Fondo Bettini. Questo è il servizio di Christian Bon. Parti di slancio. Contrasta la fatica. Ritrova le forze. Pro Action. Integratori per lo sport. Tutto è pronto per la 22esima edizione della Green Fondo Paolo Bettini, la geotermia. Siamo a Pomarance, nel cuore caldo della Toscana. Un evento che, anche per il 2019, si conferma come uno degli appuntamenti inseriti nel sempre più noto e apprezzato per chi pedala circuito In Bici Top Challenge, oltre che nel calendario della Coppa Toscana On The Road. La macchina organizzativa è quella targata Velo Etruria Pomarance, con la complicità del 2 volte campione del mondo e oro olimpico Paolo Bettini. È un weekend di sport e festa all'insegna della natura, della gastronomia e del divertimento, non solo per i concorrenti ma per tutta la famiglia. Il programma infatti è vario e ampio. Si comincia sabato pomeriggio con l'evento A Scuola di Bici con Paolo Bettini e Silvia Parietti. Manifestazione bella e riuscitissima con i bambini che hanno animato il centro del paese tra gincane, giochi di abilità e anche una caccia al tesoro. Il tutto in bicicletta ovviamente, trascinati dall'entusiasmo e la simpatia dei 2 campioni sui pedali. La domenica è il giorno della Green Fondo e neppure la pioggia è riuscita a rovinare la festa.
Sono oltre 1000 infatti i concorrenti che hanno deciso di rispondere all'invito di Paolo Bettini, presente insieme al compagno di tante avventure Luca Paolini e tanti altri amici come l'ex campionessa tricolore Silvia Parietti, il noto e apprezzato commentatore sportivo Andrea Berton, la campionessa del mondo di gran fondo Astrid Schartmüller, Elisa Scarlatta alias Cherry Boom Boom, ciclista e mamma di successo tra le più famose influencer sportive in Italia, e la super sportiva Ilaria Cavallari e tanti altri ancora. Paolo, ricordiamo che questi sono 1000 amici che avranno l'opportunità di staccare il campione olimpico, 2 volte campione del mondo. Assolutamente sì, come vedi siamo davanti, partiremo davanti come ogni anno. Nei primi chilometri mi tirerò a destra, cercherò di farmi sfilare da tutti e tutti potranno dire che hanno staccato Paolo Bettini. Dopo il via ufficiale dato dal sindaco di Pomarance Loris Martignoni sulle note suonate dalla banda di Pomarance, gli oltre 1000 concorrenti, come un serpentone colorato di maglie e biciclette, hanno attraversato su e giù le colline della geotermia, il cuore caldo della Toscana, dove si è imparato a trasformare l'energia del sottosuolo in una fonte di energia pulita. Sì, perché la Green Fondo è sinonimo di sport, natura e rispetto dell'ambiente. Per quanto riguarda la cronaca delle gara, nel percorso medio fondo di 85 km in campo maschile ha vinto Niki Giussani del team Marbil su Davide Lombardi, terzo Carlo Bugliani. Tra le donne il successo va ad Astrid Schartmüller del GS Alpilatte, che ha fatto valere la sua maglia ridata di Gran Fondo World Series battendo Marina Lari della Bike Innovation, terza Annalisa Fontanelli del ciclosport Poggi Bonzi. Nella prova regina alla Gran Fondo di 133 km tra gli uomini il successo di Giovanni Nucera della Promotech su Lorenzo Fanelli del team MP Filtri, terzo Mattia Fraternali della Melania Falerio. Tra le donne merita l'applauso Arianna Marchesini della Somec MGK Vis, bravissima vincitrice della prova. Come ogni anno la manifestazione si conclude con l'arrivo in parata di Paolo Bettini con i suoi fidati gregari a suggellare quella che, ancora una volta, è stata una giornata di grandissima festa. Sono Alexei Medvedev, 2 volte campione europeo. Prima volta è venuto qui in Isola Elba 2014 per Capoliveri Legend Cup. C'è tutto per mountain bike, discese, poco asfalto, è molto importante. Bellissimi posti, mare, sassi, proprio una terra magica. Secondo me questo è il percorso mondiale, spero che fra un po' di anni vanno qui i mondiali. Il miglior posto in vita mia dove ho fatto preparazione invernale. Sono stato qui 20 giorni, su 20 giorni mai ha perso un allenamento. Sempre felice, tanta voglia di allenarsi. Sicuramente torno qui in maggio per fare Capoliveri Legend Cup e spero di tornare anche con famiglia a fare una vacanza.
Ben rientrati amici di Scratch, insomma stiamo andando velocissimi, d'altronde abbiamo tanti contributi. Oggi non c'è, come vi siete resi conto, Ilenia Lazzaro, ma è al Fiandre e settimana prossima ci porterà tanto materiale. Un'esperienza anche per lei molto importante, ma soprattutto una ragazza che ha veramente vissuto il ciclismo un po' come te, Mara, perché anche tu hai corso molto, per far capire alla gente. Tu correvi quando c'era la Caninza, a parte che sei una ragazzina ancora. Il secolo scorso. Anch'io il secolo scorso, però voglio dire, c'era la Caninza, c'era la Longo, cioè, voglio dire, tanta roba, è vero. No, come si faceva? Era un ciclismo diverso, però. Sì, oggi è più, diciamo, oggi professionale. bisogna proprio menare, cioè non puoi sgarrare su niente, materiali, casco, tutto, preparazione, devi essere in perfetta salute. Bastianelli, top dei top. Top. Cosa hai pensato tu, Anna Chiara della Bastianelli? Una donna che ha una vita, insomma, mamma, insomma, anche lei integra molto quello che è il mondo del femminile. Penso che abbia concretizzato uno dei suoi sogni. Io me la ricordo in palestra, la preparazione atletica, ho avuto la fortuna di conoscerla e di allenarmi con lei quando anch'io correvo in bici, ed effettivamente il suo urlo era la liberazione di una persona che finalmente sta raccogliendo il lavoro di 20 anni. Come mai non si riesce mai a staccarsi dal ciclismo? Tu prima correvi col Breganze, se non sbaglio. Esatto. Il ciclismo è una famiglia. Il ciclismo è una famiglia e rimane tale, e anche se smetti, appendi la bici al chiodo, comunque rimane lì, rimane un pensiero fisso, e comunque rimango anche dell'idea che chi condivide la fatica rimane legato, perché condividere la fatica è il legame più forte che ci può essere. Infatti le amicizie più vere, penso che anche loro possano darne conferma, sono proprio quelle che nascono in ambito sportivo. Sono d'accordo con te, ma tu come fai ad andare d'accordo a casa tua? Solo ciclismo con tua moglie? Non si parla di ciclismo a casa nostra. No, non ci credo neanche un po'. Guarda, non ci credo neanche un po'. E tanto è vero che non ci credo che mando in onda la Veneto Cup da Montecchio Maggiore, cronaca di Anna Chiara Dinale e il commento tecnico di Cristian Leghissa. Siamo con le immagini ora in provincia di Vicenza, a Montecchio Maggiore, per la terza prova della Veneto Cup XC 2019. Diamo fin da subito il benvenuto a Cristian Leghissa, ancora con noi in nota di commento tecnico. Grazie, ciao, buonasera a tutti. Romeo e Giulietta, Giulietta e Romeo fanno da padrone a questo spettacolare mondo dell'XC che oggi si ferma a Montecchio Maggiore. Nutritissima la partecipazione, più di 400 atleti al via anche quest'oggi. Sì, hai detto bene, qui già vediamo ai nastri di partenza la categoria Open che raggruppa i ragazzi delle categorie Elite più giovani delle Under 23. E vediamo poi a seguire partiranno tutte le altre categorie nutritissime a partire proprio dagli juniores che vediamo in questo momento ai nastri di partenza. Sì, anche qui la batteria dei juniores è stata molto combattuta, tanti ragazzi alla partenza. Un movimento, quello dell'XC, che sta prendendo sempre più piede. Finalmente stiamo un po' perdendo quel vizietto italiano di considerare solo la strada. Beh sì, diciamo che lo staff della Veneto Cup negli ultimi anni ha fatto dei grossi passi da gigante, c'è da elogiare chi lavora dietro a tutte queste organizzazioni in maniera diciamo molto laboriosa. E vediamo qui l'ultima partenza che vedremo quest'oggi delle Master M1.
al via appunto a Montecchio Maggiore, e qui il magnifico castello della villa di Romeo, il castello della bella guardia di Giulietta, che vedremo poi nello sfondo. Sì, qua dall'alto vediamo già l'immagine del battistrada, diciamo, che scende giù dalla prima discesa, resa, diciamo, viscida dalle piogge dei giorni antecedenti. Sicuramente la condizione meteo non ha favorito gli atleti, che si trovano già a sfidarsi, ad affrontare un percorso tecnicissimo. Sì, un percorso tecnicissimo, ci sta, diciamo, con queste pietre quasi simil-carsiche, diciamo, non simili proprio alla territorialità vicentina, però ci sta. E soprattutto un percorso più lungo rispetto a quelle che sono abituati a affrontare, sono 3 tornate, 8 km ognuno. Hai detto giusto, un percorso simile old style. Qui vediamo anche i ragazzi della Metallurgica Veneta in testa, il russo Medvedev con l'Under 23 Edi Zordan nelle prime posizioni. Preferiscono scendere con la bici perché è più pratico, diciamo, e non si perde assolutamente nulla. Sicuramente anche uno dei punti più insidiosi, una curva molto stretta, resa ancora più difficoltosa sia dal fondo scivoloso che appunto dalle pietre. Sì, è così. Qui vediamo anche Raffaele Visinelli, improntato anche lui a scendere un po' giù dalla bici, si destreggia un attimo, però diciamo nulla toglie ai ragazzi di scendere giù dalla bicicletta in questi casi. Sicuramente un percorso molto più tecnico, molto più difficoltoso rispetto alle prime 2 tappe della Veneto Cup, la prima a Vidora, la seconda a Crespignaga di Maser. Quest'oggi sempre una partecipazione molto elevata, anche se il numero non è esattamente quello che avevamo visto la scorsa settimana a Crespignaga. No, c'è stata una gara in concomitanza nella provincia padovana sui colli, se ben diversa, perché qui parliamo di XC, invece sui colli ugani c'è stata la Gran Fondo Spacapria, che comunque ha raggruppato parecchi partenti, per cui tra i colli ugani, tra qui a Montecchio Maggiore, essendo anche la vicinanza, diciamo, si è un po' sparpagliato il numero di partenti. E vediamo in questo passaggio anche le donne affrontare appunto le parti più tecniche e più scivolose del percorso. Sì, bellissime queste immagini delle donne, anche qui la Eli Simeoni, crossista, vediamo che è un po', diciamo, abilissima a scendere giù dalla bicicletta per questo sentiero. Abbiamo visto prima in testa la Maria Zanantonello. Maria Zanantonello, che gioca in casa, se non erro. Sì, una ragazza bravissima, ha appena passato la categoria, diciamo, open, e sta pedalando veramente bene. E vediamo appunto ancora uno scorcio di quelli che sono i paesaggi che si sono trovati ad affrontare i ragazzi quest'oggi. Sì, qui già il battistrada, Medvedev Dimitri, che sta concludendo quasi la gara, oppure ecco qui in seguimento anche Edi Zordan che scrolla un po' la testa, magari in una condizione un po', diciamo, non riesce a rintuzzare il gap del suo compagno di squadra. Dal Piva Lorenzo in terza posizione, bravissimo, tra l'altro uno dei miei ex atleti che seguivo tanti anni fa nella squadra che avevo in Friuli. Montecchio Maggiore ha i propri Romeo e Giulietta, i propri Montecchio e Capuletti. Diciamo che questa terza prova della Veneto Cup ha trovato in Dimitri Medvedev e Vera Medvedeva i propri Romeo e Giulietta. Sono loro i re e la regina incontrastati di questa prova. Sì, bellissimo questo accomunamento che hai descritto, dà un po' la descrizione della gara stessa. Non c'è stato paragone per nessun altro, oggi erano nettamente i più forti. Probabilmente questo percorso tecnico ha fatto una selezione molto più dura rispetto magari ad altre prove. Sì, un bellissimo percorso tracciato sapientemente dai ragazzi della Metallurgica Veneta, dal patron Savegnago con i suoi collaboratori Zanantonello e compagni. E vediamo appunto un altro passaggio, qui è una delle zone un po' più semplici da affrontare, dove è necessaria molta forza, ma diciamo che qui c'è un po' meno la necessità di andare incontro alla tecnica. Sì, anche qui bravissimo Eddie che si destreggia lungo i single track, qui subito insegue Lorenzo Dal Piva. Diciamo che come percorso, non conoscendolo ma avendolo pedalato un paio di anni fa, posso dire che è stato ulteriormente, diciamo, accattivito, se si può così dire, diciamo reso anche duro da questa pioggerellina scesa nei giorni precedenti, e ha reso sì che praticamente la corsa è stata sì tecnica ma anche dura, diciamo, dal punto di vista fisico.
Un percorso possiamo dire un po' old style, che va a mescolare la tecnica nota appunto della mountain bike, ma anche la forza e la resistenza magari di altre discipline, che può essere la strada piuttosto che la pista. Diciamo che i ragazzi che ho sentito a fine gara mi hanno detto sì, il discorso old style è stato sì presente, però nei 3 giri di tutta la gara hanno ricalcato quasi 1000 metri di dislivello, cosa abnomala, diciamo, per questi circuiti da XC della Veneto Cup. E appunto vediamo ancora i vari passaggi con Dmitry Medvedev sempre in testa già dalle prime battute di gara, così come Vera Medvedeva. Una sorpresa per Maria Zarantonello, che riesce comunque a rimanere abbastanza davanti, lei che appunto sta avendo una forte crescita, come dicevamo. Sì, diciamo che tutte le ragazze che si cimentano in questa disciplina sono molto brave, anche perché, diciamo, conciliare per queste ragazze, seppur giovani come la Maria, la scuola e lo sport non è cosa facile. Soprattutto la cosa bella però del cross country e soprattutto dell'XC, di tutto il movimento che si sta creando, è la possibilità di andare ad avere un abbinamento tra quello che è il paesaggio, quello che è lo sforzo e soprattutto anche la sicurezza, perché siamo al di fuori di quello che è il manto stradale, quindi ci siamo solo noi, la bici e la natura. Sì, il movimento cross countrystico e fuoristradistico regionale non solo negli ultimi anni ha preso molto piede anche per questo discorso della sicurezza. I ragazzi si allenano, diciamo, lontano dai traffici che sono odierni, sono molto elevati, per cui anche questo ha contribuito all'alta partecipazione dei numeri nelle gare fuoristradistiche sia di mountain bike che di ciclocross. Abbiamo visto negli ultimi anni un'elevata partecipazione nelle gare ciclocrossistiche dei ragazzini, categorie esordenti e allievi, e non solo, però c'è stata anche una elevata diciamo, partecipazione negli ultimi anni anche nel mountain bike, non solo regionale ma anche nazionale. Anche perché per fortuna ci sono sempre più direttori sportivi che come te invitano i ragazzi a provare le varie discipline per poi capire anche dove sono più portati. Esatto, la multidisciplina ha preso piede negli ultimi anni in maniera molto corposa. Diciamo che tanti direttori sportivi come me, sottoscritto, diciamo, hanno intrapreso questa strada. C'è da tenere presente che comunque la multidisciplina è sì una cosa propedeutica per i ragazzi, ma bisogna tenere sempre conto dei riposi che hanno bisogno questi ragazzi durante la stagione. E vediamo in questo passaggio sempre molto tecnico Elis Simeoni, la ragazza della Bike Pro Action. Sì, ragazza molto brava anche lei, come tutte le altre ragazze. E sempre in questi passaggi vediamo anche Deborah Piana della Metallurgica Veneta GT Trevisana, la squadra organizzatrice. Noi mi Pilat qui nelle immagini, un po' di radici, e qui siamo già sulla testa della corsa, mi pare. Vedo Eddie Zordan, Lorenzo Dalpiva ad inseguire in un tratto di discesa qui anche molto tecnico. Vediamo parecchi doppiaggi qui, tratto veramente viscido qui fra le pietre similcarsiche. Non si stanno risparmiando, continuano imperterriti fino alla fine. Ricordiamo appunto un percorso lunghissimo rispetto agli standard, con tante asperità rese ancora più difficile appunto dalle condizioni meteorologiche. Visinelli Rafael molto cattivo qui nell'affrontare questo tratto tecnico. Guardate la sua abilità nel controllare la bicicletta, veramente bravo, veloce, scaltro. Qui si vede un po' anche la differenza appunto tra magari chi ha già un po' più di esperienza sia nel ciclocross che nella mountain bike rispetto a chi ha le prime armi, perché abbiamo visto atleti che si sono dovuti fermare a affrontare questo pezzo a piedi, bici in mano, contro chi invece scende dritto che sembra quasi che sia su strada. Sì, bellissime queste immagini qua che danno l'idea di saltare con la bicicletta, una grossa abilità. E vediamo nel frattempo l'arrivo del vincitore della gara dell'Open maschile, Dmitry Medvedev della Metallurgica Veneta GT Trevisan, che va ad imporsi proprio in casa. Secondo posto per Lorenzo Dalpiva, seguire Eddie Zordan, Rafael Visinelli e Christian Pallaoro. Questa è la classifica dell'Open maschile. Vediamo qui Eddie Zordan, arriva al traguardo, non era molto contento. Qui mi pare che siano le immagini ancora della categoria Open, con Rafael Visinelli della Salese Factory, anche lui molto, diciamo, stanco. Pallaoro Christian dell'Andreis, ancora all'arrivo della categoria Open. Sicuramente non è stato semplicissimo per tutti affrontare questo percorso molto tecnico, e qui le immagini del vincitore della categoria junior maschile, Giacomo
Chiumenti della team Velociraptors, che va ad imporsi su Loris Mazzucco del team Ruggi Project e Christian Bernardi del mountain bike Gaerne. Vediamo qui invece le donne open con Vera Medevda della Metallurgica Veneta GT Trevisan e a seguire Maria Zarantonello, che riesce qui ad aggiudicarsi la seconda posizione, molto felice proprio nei percorsi di casa. In terza posizione Serena Tasca e poi a seguire Elis Simeoni e Deborah Piana. E vediamo qui invece l'arrivo per le donne junior della vincitrice Camilla Cassol del pedale Feltrino, che va ad imporsi su Antonia Berto del gruppo sportivo Doni 2004, che vediamo in questo momento transitare sotto lo striscione dell'arrivo. Proseguiamo con gli arrivi delle Master Woman con Lorena Zocca della società ciclistica Barbieri, che si impone su Francesca Aldighieri della Revolution Mountain Bike. E con questo è tutto, grazie mille a Cristian Leghissa. Il prossimo appuntamento con la grande mountain bike. Grazie a voi. Ben ritrovati amici di Scratch, siamo proprio quasi in chiusura. Adesso io devo lanciare una bellissima clip di Roberto Ferrante da Bitonto, l'Iron Bike 2019, un'altra bella collaborazione che va ad ampliare quello che è il nostro brand, il nostro core business, nel senso che vogliamo che l'Italia sia tutta compartecipe in questa trasmissione. Un po' ci stiamo riuscendo, nuovo arrivo è proprio Roberto, il quale ci ha confezionato questa bella clip. Iron Bike, Iron Bikers, bici di ferro, ciclisti di ferro. Sono quelli sfornati da quella fucina di giovani talenti che si sta rivelando essere il circuito di 10 tappe pugliesi per la mountain bike, che nell'ultimo weekend di marzo ha vissuto a Bitonto il suo quarto appuntamento stagionale. Dopo lo straordinario successo del 17enne Cristian Roberti a Casteldelmonte, è toccato ad Angelo Tagliente Juniores Anchelli portare a casa la classifica assoluta della sesta Mediofondo Bosco di Bitonto, tappa numero 4 dell'Iron Bike 2019 e ultimo dei 3 percorsi del trittico murgiano. Il tarantino di Crispiano, classe 2001, segue il suo compagno alla Ciclisport 2000 nella lista dei più giovani vincitori di una point-to-point di mountain bike in Italia. A dirla tutta, per il team di Grottaglie è stata una domenica da incorniciare, con il podio tutto nero-oro a rimarcare un elevato spessore tecnico. Primo Tagliente, secondo Paolo Colonna, terzo Cristian Roberti. Ma andiamo con ordine. Sul percorso di 54 km disegnato e gestito con dovizia di particolari e numeroso personale da parte del team Oro Verde Bitonto, alla sua sesta fatica organizzativa nell'avventura Iron Bike sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana, si sono presentati in 220, impazienti di spingere al massimo la bici nei tratti tecnici, novità dell'edizione 2019, per poi ovviamente meritarsi il succulento pasta party allestito dagli chef del Parco Elizabeth, sede della logistica, prima di concedersi alle ricche premiazioni. A detta dei biker, percorso molto divertente ma anche impegnativo, quello che li ha portati su e giù per la Murgia con 1100 metri di dislivello e numerosi strappi oltre la soglia del 18%. Ma tra il Bosco del Ceraso, il Bosco di Pietre Tagliate e il Bosco di Bitonto è nel secondo che i ciclisti hanno potuto scaricare tutta l'adrenalina grazie ai toboga tecnici in single track e continui cambi di pendenza
nella penombra degli alberi. Lì, nella parte centrale del circuito, erano concentrate le chiavi di lettura della gara, con la temuta salita dei cinghiali, 1,5 km con punte al 18%, e il muro del bosco, 600 metri e pendenza dal 20 al 25, e il nome è tutto dire. Ed è infatti qui che si è decisa la corsa. Dopo un avvio sprint e un lungo avvicinamento in fila indiana verso il cuore del percorso, è nei pressi dello Iazzo di Pietre Tagliate, uno dei suggestivi manufatti nel parco dell'Alta Murgia, che il lungo plotone comincia ad assottigliarsi. Svettano in testa le maglie della Ciclisport, con Capitan Colonna a fare l'andatura e il leader del circuito Girolamo Ceci a coprire le spalle, con Graziano Notarangelo, Gianfranco Bongermino, Alessandro Fittipaldi e Luigi Maria Di Cosola a brevissima distanza. Di lì a poco guasti meccanici hanno rallentato la corsa di Ceci, al traguardo sarà infatti solo 14°, un'occasione ghiottissima per quel Giacomo Scardigno, secondo in generale, che domenica scorsa ha dominato il Memorial Livrieri a Corato, se non fosse che anche il ruvese è attardato, fermato da un virus intestinale. 33° all'arrivo e maglia sfumata. Verso il traguardo, collocato all'interno del Parco Hotel Elizabeth di Mariotto, il giovanissimo Roberti perde contatto dal duo di testa, lanciatissimo verso un'altra vittoria storica, conquistata in 2 ore, 10 minuti e 37 secondi, alla media di 24 km orari. Ma si difende benissimo dal rientro di un arrembante Notarangelo, primo di categoria M2, congelando il terzo gradino del podio con uno spunto da manuale. Quinto un ottimo Fittipaldi, leader della fascia over 45, e sesto Bongermino. Nella gara femminile conferma di spessore per la maglia fucsia Simona Quarta della SD MTB Martano, vincitrice davanti a una rivale coi fiocchi e forte su strada, Rosa Di Nunno del pedale elettrico. Terza Agata Mazzone della Talos Ruo. Le emozioni non sono mancate anche nella speciale corsa dedicata alle bike, biciclette con pedalata elettricamente assistita, in cui l'ormai solito Emanuele Losacco dell'Amici in Bici ha dovuto faticare non poco per tenere testa al giovane Gianluigi Sforza della Orme Bike. E infatti ha dovuto cedere alla precisione dell'Altamurano, che conquista la sua prima vittoria del 2019 in questa speciale disciplina. Sul podio anche Gianvito Miccolis della Tecnobike Rutigliano. Gioia di pedalare in libertà per i 30 partecipanti alla cicloturistica. Il più veloce è risultato Angelo Michele Liotino in 1 ora e 40 minuti su Giovanni Scaraggi e Giancarlo Tedesco. Nelle singole categorie hanno poi trionfato Giuseppe Todisco, Luigi Maria Di Cosola, Ermanno Laneve, Gaetano Soriano, Giuseppe Di Reda e Giuseppe La Zazzera. E ora bisognerà attendere un mese esatto per rivedere l'Iron Bike, che tornerà in scena il 28 aprile con la Mediofondo dei Monti Dauni, organizzata dalla UCI Foggia 1976. Con la guida esperta di Francesco Velluto, la carovana dell'Iron Bike sarà a Biccari, borgo annoverato tra i più belli d'Italia e ultimamente sulla cresta dell'onda del turismo green sostenibile. Dai 1152 metri di Monte Cornacchia, e sì, si transita in cima, i ciclisti osserveranno tutta la Puglia dall'alto. Grazie a Roberto, glielo vorrei dire in pugliese, perché insomma anche io il mio cuore batte da quelle parti, ma insomma bella clip questa, e poi dopo è bella quest'Italia che sì è lunga, però può essere accorciata, e si accorcia tanto con il vintage. Io so che tu sei un po' diciamo la top delle top, perché sei sempre in giro per l'Italia con queste acconciature, queste mise che rievocano i tempi andati. Io la passione per la bici, Nicola, è la mia medicina, però passando tanti anni non posso più permettermi di fare gare o gran fondo, e quindi con il vintage mi sento ancora importante e forte, perché sono una delle pochissime ex cicliste che si adatta a questa... E si creano tante ancora amicizie, Sì. tanti, anche momenti in cui ti vedi con persone che non vedi da anni. Cristian, io prendo questi Città della Speranza, anche qua voi siete attivi da tantissimi anni, avete tirato su delle somme pazzesche. Un connubio anche qui vincente che diciamo gemella, se si può così dire, ciclismo e solidarietà, beneficenza. Ma io so che avete tirato fuori tantissimi soldi in beneficenza. Di cifre, diciamo... decine di migliaia di euro, e quindi Sì. vi fa un grande onore questo, Sì, a sì. tutti quanti i tuoi amici e i miei amici del Piazzola Cycling. Anna Chiara, sta casa è mia casa, ma può essere pure casa tua. Grazie per le cronache che ci hai fatto sentire. Spero tu sia trovata bene, ma guarda che non è l'ultima volta. Tu sarai qua
quasi come una ospite fissa, ricordatelo. La mia è una minaccia. E infatti ha il tono della minaccia, però è sicuramente molto piacevole rimanere qui con voi. Ma Screccia non è proprio da buttare via, dai. No, assolutamente. Ci promuove. Sì, dai, promossi. Ci promuove. È più tenera dell'Elenia, a settimana prossima. Ciao Mara. Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio vi dà appuntamento tutti i mercoledì alle ore 20 su Canale Italia 84 del digitale terrestre con Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com.